E come spazi a rubriche Novis dal Mond. Questo appuntamento di Novis dal Mondo è dedicato al 95° anniversario di fondazione della Società Furlane di Buenos Aires. Il primo fogolar furlan nasciuto fur d'Italia, creato in tal 1927. L'avvenimento è stata la tappa conclusiva del viaggio in Sud America dai vertici dall'ente Friul in tal mondo con in Chiaf il presidente Loris Basso. Prima di arrivare a Buenos Aires, il presidente Basso l'ha visitato il fogolar di Esquel in Patagonia, il centro Furlan di Santa Fe, la Società Furlane Paraná, la famiglia Furlane di Rosari, i fogolars di Mar dal Plata e la Unione Furlane Madone di Mont. E proprio a Paraná il presidente Loris Basso ha voluto registrare questo videomessaggio con il presidente della Società Furlane di Paraná, Robert Candussi. Stiamo continuando le ziare dall'ente Friuli del Mondo a visitare i fogolars furlans in occasione delle loro ricorrenze, i 50 anni di Esquel, i 70 anni di Santa Fe. E voi siete al fogolar furlan di Paraná, presidente. Continuiamo da tuo fogolare. Oh, sì, prima di tutto ringraziare la visita di Loris Basso. Quest'anno noi abbiamo fatto 70 anni, un orgoglio di arrivare dopo tanti sacrifici a tenere un focolare di 70 anni. Quest'anno abbiamo fatto tanti riguardi di tutti i migranti che sono venuti. Si deve dire che il gruppo più grande di migranti furlan che sono venuti della bassa friulana della zona di Gurissa, di Romande, Villés, Mosa, Cormon, di quella zona che sono venuti, anche che sono della Charnia también. Però si ringrazia la visita del presidente dell'ente Friuli del Mondo che è venuto a salutarlo per 70 anni e continua il legame di quei nonos che sono fatto questa istituzione tan grande. Però vedi un bel paesone, una bella città con Paraná che une vie dome di furlans, dome di cases furlans, come si fa vedere i campanei sono tutti vie con i furlans, quindi per me è un onore e un piacere portare questi riguardi da queste tiarle che questi vostri radris mandi. Il viaggio che dita è terminato a Buenos Aires, dove che gli fiesti, spai 95 anni dal fogolar, si sono fonduti con case dal centenario de nascite di Pierpaolo Pasolini. All'estate proiettato il documentario La Rosada e l'Ardielut in tal Friul dal Zovin Pasolini, con anche il video salut di Roberta Cortella, seneggiatore e regista dal documentario. Altri due video sono stati proiettati in tal corso des fiestis, tutti due prodotti in regione. Un sulla scuola mosaicista di Spilimberg e che l'altro sul tanghero di origine furlane José Bragato. A Esfiestis hanno partecipato là di Loris Basso e a Eduardo Dino Baschera, presidente della Società Furlane, anche il consul di Italia a Buenos Aires, Antonio Pugioni, e più di 300 corregionali che vengono di tutte l'Argentina e anche dall'Uruguay. Dove tra questi due paesi sono di fatto 25 fogolars furlan nascuti in tal cos dal Novecento, rappresentanza la forteccia più importante de migrazioni furlane in tal modo. Alle dut parusgnot si torna a vio di domani sera. Buone serate e mandi.